famiglie, perché possono trovare la gioia e l'amore di vivere insieme. Preghiamo per i malati e sofferenti, perché il Signore si lavora aiuto e conforto. Preghiamo per noi, perché possiamo rivolgere il nostro cuore a Dio e pentirci dei nostri peccati. Preghiamo. Oh Signore, tu ci ami e vuoi che noi diventiamo tuoi figli. Aiutaci ad essere tuoi figli, a pentirci dei nostri peccati e a amarti con tutto il nostro cuore. Per Cristo nostro Signore. Senti che è difficile essere cristiani, è difficile, è difficile. Adesso non preghiamo come abbiamo pregato per noi, adesso preghiamo come Gesù Cristo.